Buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di domenica 6 dicembre, prima corsa riservata ai gentleman, ritirato Uragano del Pino, restano 5 al via sulla distanza del miglio, 1 Rossano, 2 Ustinov dei Mille, 3 Tomè dei Greppi, 4 Zosca Etoile, 5 Ric del Duomo. Favori per Zosca Etoile, numero 4 Filippo Monti in sediolo. Macchina che stacca in questo momento, Zosca Etoile veloce, si porta a condurre, Ric del Duomo all'esterno, alla corda c'è invece Tomè dei Greppi che serra sotto, costringendo Ric al largo. Ric del Duomo cerca di ricavarsi un posto alla corda e in 200 metri. L'operazione riesce, quindi in vantaggio Zosca Etoile, in seconda posizione il contro favorito Ric del Duomo, poi Tomè dei Greppi che precede Ustinov dei Mille e Rossano, incolonnati in fila indiana, in uno schema tattico che probabilmente non varierà a lungo. Dopo i 400 in 30 e mezzo, Zosca Etoile al comando senza spesa, Ric del Duomo la segue da vicino, in terza posizione Tomè dei Greppi, precede Ustinov dei Mille e Rossano in una situazione tattica ancora invariata dopo 600 in 46,9, mantiene il ritmo tranquillo, Filippo Monti in sediolo a Zosca Etoile, Ric del Duomo in seconda posizione, aspetterà probabilmente i 400 finali per tentare qualcosa, mentre al largo ha mosso Ustinov dei Mille, anzi Rossano, Ustinov dei Mille rimane in coda e se ne va il chilometro in 1:18,2, ora Ric del Duomo, sbaglia intanto Rossano, e Numero così 1, Ric del Duomo va Rossano all'attacco di Zosca Etoile a squalificato. 500 dalla conclusione, costringe la femmina ad accelerare, 400 al palo, 14,4 il parziale, ora andatura decisamente sostenuta con i primi due che si staccano nettamente dagli avversari. Tomè dei Greppi segue lontano in terza posizione, poi Ustinov dei Mille, intanto completamento della piegata con Ric che prova nuovamente l'offensiva. Ai 150 finali Zosca Etoile deve ripartire, Ric del Duomo ci prova, Zosca Etoile si difende, Ric ancora al tentativo finale, ma Zosca Etoile mantiene una lunghezza di vantaggio fin sul traguardo, mentre al terzo finisce a distanza Tomè dei Greppi 1:16,1 con 29,8 a chiudere, 14,9 la retta d'arrivo, la vittoria annunciata per Zosca Etoile. Filippo Monti in salchi, quota di 1,48 al totalizzatore, bella vittoria in percorso di testa, corre bene Ric del Duomo che avvicina nel finale la femmina ma senza mai realmente impensierirla. Il successo quindi per Zosca Etoile e Filippo Monti, il training di Lorenzo Baldi.